Eccoci qua. Eccoci qua. Perfetto ragazzi, ci siamo. Siamo in diretta. Ok, allora, operazioni preliminari. Andiamo con le operation preliminari che tanto amano i nostri zoccoloni. Allora, vediamo quando posso vedere la live, perché ancora non la vedo. Ok, qua la vediamo, siamo già in 17, perfetto, la cosa mi eccita un po', la cosa mi eccita alquanto. Allora, salutiamo tutti. Allora, Pep, Vincenzo, Riccardo, Daniel Andrew, Rocco, Club, il dottor Puccio, Romano, eh, Mangai e Gervasio. Facciamo le operazioni Andrew preliminari al Rocco, momento. Club, il dottor Puccio, Ok, ciao Manupelle. Ok, datemi un attimo ragazzi che le operazioni penali sono importanti e adesso spieghiamo un po'. Ci saranno cioè, meno giocatori rispetto all'ultima cosa perché comunque, come si dice, il fallimento ha portato a delle cessioni, ma tutti possono tornare. L'importante è che cioè, se lo zoccolo duro è presente, possono tornare tutti. Ok, andiamo. Ciao Ale Cadabra, ciao Massimo D'Achille. Eccoci qua ragazzi, il Venezia è tornato purtroppo dal purgatorio della Serie B. Allora, andiamo a vedere i giocatori. Ecco Agi, ecco Agi, ecco Agi. Allora, ecco la squadra. Però per far vedere le foto come posso fare? Non mi ricordo più sinceramente. Per far vedere i giocatori, c'è con le foto anche. Qua? Non mi ricordo più, no. Purtroppo sì, ci sono le foto, ci sono delle foto giocatori del Venezia, però, perché questo ho dovuto farlo per non rischiare problemi se ci sono aggiornamenti. Eccoci qua. Allora, ragazzi, ci siamo chiaramente abbassati di livello perché purtroppo i mesi che abbiamo finito la metà stagione non giochiamo da dicembre con il fallimento, quindi è chiaro che la squadra si è indebolita non poco. Eccoci qua. Allora, cominciamo con Mito che si conferma portierone, che è entrato nell'albo d'oro tante volte col miglior salvataggio. Ricordiamo che Agel ha detto a fare i best goal, i best salvataggi, quindi oggi sei tornato. Poi il nostro presidente, eccolo qua. Ho rivoluzionato un po' i look perché avevo voglia di farlo. Adesso è proprio il nostro, è un Paolo Maldini in versione un po' più porca. Gian Grosso, anche lui difensore centrale. Eccolo qua. Gervasone, tu ti devi riconquistare, abbiamo dovuto venderti perché se no non ce la facevamo con i soldi. Se sei presente tranquillamente, torni sicuro al 100%. Poi abbiamo Pintus. Cazzo, ho sbagliato, però ho messo una I in più, vabbè, dopo lo cancelliamo. Eccolo qua. Sidoti. Eccolo qua. Zincaro. Eccolo qua. Il rumeno. Eccolo qua. E i Mangai. Eccolo qua, ragazzi, loro due sono le due più forti, sono i giocatori chiave della squadra, speriamo bene. Sì, devo capire, vabbè. Dopo abbiamo la Fogna Tognini, che ragazzi è proprio yoga bonito, in questi mesi si è fatti i capelli alla Ronaldinho, beato lui. Anche Terez cambia look, adesso ragazzi è proprio un porco con i capelli biondi, me lo godo. Il venezianone, eccolo qua, che anche lui è calato molto, poveretto. Michelotto, eccolo qua, sempre il più bello della squadra. Il Duca, eccolo qua, anche lui si è fatto crescere i capelli lunghi da un'espressione curiosa. Rocco Barocco, secondo portiere Ciarmi. Francone, Giapep, il nostro Bianchini, ve l'ho fatto pelato perché per me è il nostro Yapstam, ragazzi, sarà un difensore in riserva che me lo vedevo alla Yapstam.
Micro Machine, l'Arcangelo, il piccolo Amedeo, guardate il piccolo Amedeo, ragazzi, il Bode, Bartolucci e Dark Star. Questa è la squadra che ricomincerà dalla Serie B, ragazzi. Eccola qua. Però c'è un piccolo problema, ragazzi, che devo andare a cambiare il nome. Ai ai ai. A Pintus. Il Mencarelli chiaramente è stato ceduto. Tornerà il prossimo anno se fa il bravo. Però un attimo, scusate, perché vedere Pintus è proprio una roba orrenda. Ciao Fede. Allora, modifica giocatori, Serie B, Venice, il Pintus. Quanto me lo godo. Ecco, no, grazie. Eccolo qua. Mark Pintus, a posto. Ok. Ecco il Bode, era il Bode. Ecco il Bode, che il Bode non è più cagato, che avevo chiesto di giocare un po' a Magic, ma chiaramente non mi caga più. Ok ragazzi, torniamo. Bravo Vincenzo. I numeri di maglia li ho scelti io però ragazzi perché volevo farli coerenti insomma un po' con i personaggi chiaramente. Ecco, grande Bode. Allora, gestione squadra, questo sarà lo schema di gioco, sarà particolare perché abbiamo due seconde punte e spiegheremo bene il tutto. Allora, numero 1, Mito. Terzino sinistro titolare, Sidoti 79, numero 24. Numero 2 per Giangrosso, numero 3 per Apicella, i due centrali Apicella e Giangrosso, terzino destro Pintus, il capitano intanto non è lui, però adesso lo sveliamo. Mediano Zincaro con il numero 15. Poi abbiamo Terence, terzino sì, alla sinistra con il numero 7. Emangai numero 10, trequartista. Il nostro Agi 21, trequartista. E la Fogna con 80 di overall, grandissimo, e 8 il numero, e Veneziano numero 9, 83. Allora ragazzi, il modulo è il seguente, cioè in base alla forma anche dei giocatori, il Bode e Rocco sono due seconde punte, nel senso entreranno al posto di uno dei due trequartisti, al 100%, così da avere due moduli e poter variare bene il gioco. Eh, Poi abbiamo come punta pure di riserva Francone, e queste sono le riserve. Allora, Michelotto Mediano, che purtroppo sarà ai box fino a settembre. Ok, ricordiamo che con questo modulo abbiamo fatto cose incredibili, comunque. Poi abbiamo il Duca, numero 19, Michelotto 30, Duca 19, Rocco 23, Charmi 12, Francone 14, Giappep 20, Bianchini 5, Micro 16, l'Arcangelo 11, il Piccolo Amedeo 18, il Bode 22, Bartolucci 25, Darkstar 4. Ok. La Fone in squadra è la più grande. Mencarelli me lo godo. Me lo godo il Menca. Ok ragazzi. Io direi che possiamo partire. Ci potranno essere acquisti anche a dicembre comunque. Ecco Uguccioni. Uguccioni è uno dei primissimi candidati a entrare in squadra insieme a Jacopo Gasperini. Diciamo di quelli che non hanno mai partecipato, cioè che praticamente ci possono essere più acquisti, diciamo, perché comunque i Mencarelli, i Gigi Palla, quella gente là, c'entrano poco, cioè nel senso possono entrare indipendentemente dagli acquisti. Quelli nuovi invece sono solamente Uguccioni e Gasperini, sono tra i più papabili. Ho voluto mettere Bianchini semplicemente per il fatto che mi ha dato delle dritte sul tennis incredibili. Volevo dargli questo piccolo regalo. No, gli altri non li ho creati. Non li ho creati, li creo mano a mano. Fioi, prima giornata, si va subito in un campo difficile. Foggia, Venezia.
Il campionato comincia, ragazzi, l'obiettivo è vincere il campionato in maniera tranquillissima e senza nessun problema. Ragazzi, il nuovo capitano della squadra però lo perde il presidente perché purtroppo ci ha mandato in bancarotta in Serie B, anche se vogliamo bene. Il nuovo presidente della squadra e il capitano della squadra è il rumeno Hagi, uno degli uomini più arroganti del pianeta, che però quando gioca ed è in forma fa cose incredibili. Ci sia Guccioni, sei sicuro? È chiaro che Guccioni c'è. Ok, perfetto, si va a Foggia. Allora, selezione capitano, ok, punizioni. Abbiamo... Ok, Eyman lo mettiamo qua. Punizione angolo di sinistra. Gai. Angolo di destra, Gai. Rigorista, anche se non è diciamo fortissimo, teniamo veneziano e a posto. E Agi? Ciao Lucas. Ok, Agi sei contento? Voglio sapere se Agi è felice e soprattutto voglio capire Agi, cioè che deve riconfermarci come ruolo di che fa i best, perché se non lo fa siamo nella merda, ragazzi. Ok, vediamo com'è la squadra, anche se partiamo così, attenzione, Terence e Guy già fuori forma. Ok, in questo caso, anche la prima partita voglio cominciarla così, con diciamo gli 11 così, in questo caso esce Eyman ed entra o il Bode o Rocco e fai la seconda punta. Sì, Dotti non si può vedere, però non sento ancora Agi, non percepisco Agi, ragazzi, se il Cume non percepisce Agi sono dolori abbastanza importanti. Vai! Ecco Gigi Palla, eccolo Gigi. Si riparte, ragazzi, si riparte. Bravo Agi. Finalmente ricomincia il campionato. L'attesa è finita. Agi, sei felice di sto cazzo di fascia? Venezia. Siamo al Pino Zaccheria. E prontissimi siamo anche noi. Luca Marchegiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Grazie Fabio. Mi auguro inizia l'avventura, ragazzi. Insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Foggia e Venezia. Sì, Nico, se ci sei, se parteciperai tanto, ci sarei sicuro. Ecco qua, ragazzi, vediamo una grafica leggermente diversa rispetto al Pesic. Eccolo qua, guardate, ma dalla parte dell'arroganza di quest'uomo, ragazzi, mamma mia. Mamma mia che arrogante, però è un grande, si può dire. Eccoli qua, belli come il sole di notte. Ciao David Beckham. Ma no, che porco che ha. Il porco lodro. Guardateli, guardateli, guardateli. Guardate Togni, ragazzi. Ok. Queste dunque le scelte degli allenatori. Si ricomincia. Obiettivo è vincere il campionato con semplicità anche. Si riparte. Non solo è la prima partita alla guida di questa squadra, ma è anche la prima panchina della carriera in assoluto. La partita di Chopin e Mangai. Cosa mi sai dire su di lui, Luca? Temo di non saperne molto, Fabio. Sono stato bellissimo, subito per Sidoti. Mamma mia, come anche inizio subito spettacolare. Sono notoriamente esigenti. Buono, buono, buono. È stata una scelta molto coraggiosa da parte della dirigenza. E subito Guy. Subito Guy vuole regalarci il primo assist. È una responsabilità ai trequartisti. Incredibile in questa squadra. Ma il suo intervento è stato provvidenziale. L'apprendista di Chopin. Un po' di indecisione sul da farsi. Cerca la profondità sulla fascia. Per Yoga Bonito. Yoga Bonito ancora Nasdaq. Nasdaq. Eyman, tiro non bellissimo, ma va bene. Avrebbe potuto concludere meglio qui. Sì, sicuramente. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini io vedo all'interno benissimo, dell'area di ci sono rigore. problemi. Attenzione, questi subito per loro sono Veneziano segnali subito importanti il pallone, su cui devono qua, costruire però l'andamento della gara. deve darla a Yoga Bonito. Bonito per Pintus. Devo prendere anche un po' la mano, ragazzi, perché il gioco è nuovo. Pintus, Nasdaq. Nasdaq. Butta in mezzo. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Buono, buono. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Io voglio il gol di come d'incanto Eyman. Musica e magia Eyman. Eccolo qua il presidente.
per farsi perdonare il fallimento della squadra, ma li vogliamo benissimo. No, attenzione subito. Brutta imbucata, subito Mito. Occhio al tiro. Mamma mia, Mito subito alla grande. Trova la porta davvero per pochi centimetri. No, siamo ancora in B, ragazzi. Fuori di un soffio, peccato per Rocco, Barocco, la Fashion Week è rincoglionita più del solito. Ecco l'Arcangelo. Mamma mia, il pazzo è tornato. Grazie pazzo, Zincaro, l'apprendista. Ma l'obiettivo è veramente vincere subito il campionato con tranquillità, perché lo dobbiamo fare, cazzo. Però la squadra è un po' emozionata, si vede che non giochiamo da tanto. Mamma mia, ancora Mito. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Oh. Barocco. Occhio, Terence, mamma mia. Ha fallito una clamorosa occasione. Ragazzi, l'inizio non semplice, pensavo meglio in questo inizio. Raga, ha bisogno di più carica però, Sidoti, Concordo Sidoti. Effetto Serra Terence. Per Emangai. Gai per Veneziano. Bene il compagno. Veneziano, si gira ma sbaglia. Yoga Bonito. Nasdaq, ancora per Bonito. Perdiamo palla ancora. Lungo passaggio in avanti. Occasione per il contropiede. La mette sulla sinistra. Anche Giangrosso, un compito importante, è diventato il titolare di questa squadra. Per la cessione di Gervasi. Alza la bandierina, sarà rimessa. Come orribili che ho, i capelli a Ronaldinho. Se Yoga Bonito, cazzo. Inizio difficile, Pensavo meglio sinceramente. Dai raga. Bella serie di passaggi. Pallone alto. Bruttissimo questo. Mito ancora. Ottima la parata del portiere. Ecco Bianchini sei in squadra, Sembrava un gol fatto. Lo stadio non è completamente il Pino, Il Pino Zaccheria non è pieno di Foggia. Mamma mia. Attenzione Emangai. Per Veneziano un po' isolato, Il Cume se ne va. Il Cume se ne va splendidamente splendido. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Dai, sveglia Ci però. mette il piede e con questo recupera. Stiamo giocando un buon calcio, però se ricordo che 2 anni fa abbiamo vinto lo scudetto, ragazzi. Adesso ripartiamo dalla B. Siamo comunque degli ex campioni d'Italia. Tognin. Eccolo qua, ragazzi, Yoga Bonito. No, che brutto passaggio di Bonito, ragazzi. Prende un po' la mano, bravissimo. Giangrosso. Concordo Sidoti. La dà effetto Serra. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? I giocatori non sono forti come prima, devo ricordare. Toglie la palla dalla zona rossa. Sì, la smoke. Terence. Voglio più carica però, mi aspettavo ancora più carica, ragazzi. Dice che non è fallo. Intervento duro ma corretto. Bravissimi, dai, Giangrosso giocando bene. Si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Terence, chi sarà il primo gol della rinascita? C'è la palla lunga in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Greco. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Molto bene Gai per Terence. Terence a Veneziano. Veneziano a Agi. Agi! Fuori di poco. Palla fuori di poco e finisce così il primo tempo. Il Venezia poteva sbloccare il risultato agli sgoccioli del primo tempo che si conclude invece a reti inviolate. Ciao piccola Medeo, anche tu. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno per poesia e movimento Agi. Nasdaq sbaglia. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente concentrate. Conclusione. Ancora Mito ragazzi, sta giocando benissimo. È rimasto concentrato, è stato molto bravo. Comunque ragazzi, potete vedere le differenze sono abissali da PES 17. Che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. No ragazzi, è come Ibrahim Ba, non so se vi ricordate Ibrahim Ba. Terence, il nostro Ibrahim Ba. Picella, il presidente. Il gioco. Veneziano un po' solo. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Lungo passaggio in avanti. Bravissimo Tognin.
Tonini è veramente al look da Yoga Bonito adesso. Agi. Bonito la dà, eccolo qua ragazzi, l'asse. Nasdaq, veneziano, boom, non ci credo. Gol. E c'è il gol subito. Un gol importantissimo. Silenzio. È arrivata finalmente la giocata. La sbaglia di testa, ma gol di piede. 1-0, il Cume ricomincia da dove era finito. Grandissimo Nasdaq, il Cume, grande miracolo. Ma sulla ribattuta arriva il gol. E il risultato si sblocca 1-0. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. E il Cume è ricominciato. Prova a verticalizzare. L'uomo dei record. Oh la 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 la. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Ottimo gol subito. Questo campionato deve essere solo per rimetterci un attimo in forma, perché lo voglio passare tranquillamente. Il Foggia non sta facendo un pressing. Mamma mia, Yoga Bonito così cercano di mantenere le distanze. Veneziano! Beffa l'estremo difensore. E ancora silenzio. 2-0, mamma mia che assist di Tonini, ragazzi. Per un grande gol. Recupero eccezionale. Conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée e veneziano di rabbia. Grandissimo gol. Un gol davvero da brividi. E si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono scrivetemi se ci sono di differenze con PES 17, io le vedo in maniera abnorme dal punto di vista grafico e di giocabilità. Prova il filtrante. Prova con la palla lunga. Buono. Cerca il tiro. Mamma mia, bel tiro di Duhamel. Fuori, ma per pochi centimetri. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Il Venezia è tornato, ragazzi. No, anche le rimesse di Coro sono tornate, però di vinto. Alta sulla fascia. Può cercare il taglio in mezzo. Cross verso il centro. Occhio. Passaggio troppo profondo, palla persa. Sì, grande gol, si riparte alla grande. Con qualche cambio. Ora esce un Eyman un po'. Emozione, cresce piano piano. Sammy, come citiamo il coro? Non l'ho capita. Non l'ho capito, ma un bel coro. Seconda punta. Poi mettiamo il... No, Tonini è troppo in forma. Piuttosto a sinistra anche il Luca non è messo benissimo. Ora proviamo lo Yap Stand. Andiamo a trovare un nome a Bianchini. Togliamo Api. L'ultimo cambio. Dai, mettiamo il Duca. Vai. Eyman. Gai prima di uscire prova un tiro. Niente di che. Il Venezia si avvia al triplice fischio, saldamente in vantaggio, ma non è ancora giocando finita. veramente un buon calcio. La mette sulla sinistra. Si sono visti pochi trequartisti. Spazio. Mamma mia, Giangrosso ancora pulito. Giangrosso, la prendista. Sembra un po' bravissimo per Eyman. In questa fase. Cercano di aggirare la difesa con obiettivo la loro 100 punti, assolutamente, ma è una ragazzi. strategia che non sembra funzionare. Ancora qua Picella stavolta Tonini. C'è la palla lunga in avanti. Veneziano. Buona lezione sulla Veneziano fa un cambio gioco sublime per effetto Serra. Mamma mia che giocata. Mamma mia che giocata effetto Serra. Effetto Serra da in mezzo. Niente da fare. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Greco. Palla giocata alta sulla fascia. È libero di creare pericolo. Occhio. E va a colpire di testa. Mamma mia che palo. La butta via e fa respirare la difesa. Facciamo i cambi, va. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Per vedere i segnali, Cume. Tocco morbido. Occhio. Mamma mia, Sidotti per poco autogol. Rubin, il suo pallone è morbido. Eccolo qua. Devono trovare un soprannome per palla Bianchini. Out, ci sarà rimessa laterale. La mette in mezzo. No.
Può colpire. Grandissimo Giangrosso, partita sublime di Giangrosso. Grizzly alla grandissima. Però non sento Ema, non sento Agi che è capitano addirittura. Bianchini il professore, ci sta il professore, dopo quello che ha fatto col tennis. Stiamo subendo adesso, però. Ecco Agi, eccolo qua, arma le talemone. Il Duca per Alessandro. Sono stati pochissimi trequartisti finora. Agi vuole... male Agi qua, Sappiamo che Agi non ama molto la Serie B. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. E neanche Eyman in realtà. Grandissimo Duca, ecco il nostro talismano. Peccato, non male, però non male. Lungo passaggio in avanti. Gioca con un pallone lungo, palla intercettata. Sidoti con una classe stupenda, bravo Sidoti, vinciamo. Foggia 0, Venezia 2, Alpino Zaccheria. Si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. I dubbi del precampionato spazzati via in 90 minuti. Un'ottima prestazione e i primi 3 punti in cascina. Che partita si è giocata oggi, Luca? Hanno vinto la prima partita ed è sempre incoraggiante per il resto della competizione. Molto bene. Gigi Pala ti sei stato trasferito, ma se torni in live fisso tornerai sicuro. Ma Gigi Pala torna. Gigi Pala torna sempre. Siamo già primi in fuga. E vai. Sì, finalmente si parte con una vittoria. Vediamo se qualcuno è già in nazionale. Può essere, chiaramente, perché ricordo che noi siamo ex campioni d'Italia. Cos'è sta roba? Pintus. Lottatore. Ok. Amichevole internazionale porta in convocazioni 6 giocatori provenienti da Venezia. Quindi siamo ancora in nazionale, ragazzi, neanche se siamo in B. Questo però vuol dire che la nostra nazionale fa cagare. Salvataggio automatico, non mi ricordo di averlo messo. Attivato. Ok, buono. No, Arcangelo, tu sei sempre il trequartista forte nel segnare, ma non velocissimo, devo mantenere le cose. Però puoi crescere. No, non puoi avere i capelli corti. Adesso tu ti sei fatto, devo cambiare un po', se no sai che do coglioni. Ok, prossima partita. Ancora in trasferta contro il Virtus e Entella. Vediamo com'è la squadra. La mia Terence è partito malissimo, raga. Mamma mia, partenza oscena di Terence. Vabbè, non so perché i cambi perché ormai sono così. Anche Pintus non è in forma. Entra Tiki-Taka. Bartolucci per Sidoti. Devo fare molti cambi, eh? Vabbè, tanto insomma, penso di avere una squadra che può tranquillamente sopperire a tutto. Anzi, proviamo anche gli altri. Amedeo e Barocco. Per un Eyman che sappiamo che in B fa cagare, questo lo sappiamo. Ok, così abbiamo anche più moduli e ci divertiamo. Boh, perfetto. Buono. Sì, che per nazionale però c'è da dire che c'è un giamaicano, c'è un americano, c'è un inglese, quindi potrebbero non essere tutti italiani, eh? Vai Vincenzo. Tutti gli spettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi. Al comunale Chiavari. Inizierà la partita. È il mio stadio questo, vai. Il Venezia. Benvenuti da Fabio Caressa. Qui torna anche la Fashion Week, ragazzi. C'è Luca Marchegiani. Grazie Fabio. Mi auguro di assistere a una bella partita insieme tutti a te. Noi non vediamo l'ora di tornare in area, del bel calcio. Apicella, comunque zitto. Il Duca. Ecco il Duca, uno dei giocatori più incredibili dello zoccolo. Il Duca, con il suo marcatore. Da passarla prima. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. La Virtus Entella ha iniziato male la stagione con grande. Una sconfitta la prima giornata, Chopin fa un gran numero qua, e dare la prima Fashion Week ai propri tifosi. Per l'apprendista. Per Agi. Palla larga in profondità. Agi molto bene per Barocco. Barocco la mette in mezzo. Mamma mia, Amedeo! No, attenzione! Gol! La Fashion Week. Il primo gol dell'incontro. Guardatelo.
Saluta la sua ragazza, grande Rocco, la Fashion Week è colpito. Ma cosa ha fatto Amedeo, ragazzi? Guardate Amedeo. Ma lui è stato bravissimo. Guardate Amedeo, mamma mia Amedeo. Tac. Gol di Barocco. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Brivio. Era chiaro che insomma dobbiamo fare la voce grossa, cazzo, abbiamo vinto Europa League, Supercoppe. La mette in avanti. Per carità, solo una partita e 10 minuti. Attenzione, ai, incredibile, che dormita. Subito il pareggio di De Luca. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti ragazzi, sono stati puniti. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Dai, diciamo bella azione, dai. Si riparte di nuovo in parità. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Eccolo, buona Barocco, ci prova. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Dopo un gol così non me l'aspettavo. Ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Il professore Giada, il nostro allenatore. Ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Bravo, lasciala scorrere Appi, ma il tentativo non ha fortuna. Vai Mitone. Pep. Tiki-taka per il piccolo Amedeo Little Wonder. Per Agi. Se la dà Little Wonder. Attenzione, la piccola meraviglia. Amedeo subito. E c'è il gol di Veneziano, mamma mia. Guarda lì che bello. Poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. 2-1. La differenza tra Amedeo e Veneziano. Tutto solo, non poteva sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Grande Amedeo. Questo veramente però la squadra ha a cuore, perché comunque dopo quello che è successo la squadra non si è risunita dopo una Serie B. Eravamo in lotta per vincere la Champions l'altro anno. Prova con la palla lunga, ci mette la testa. Bravo Mito. Bel pallone in profondità, ma Bartolucci non è stato sfruttato al meglio. Per l'apprendista di Chopin. Un passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande lancia visione di gioco servendo il compagno in quel modo. Mamma mia, il cume di sinistro. Duro ma efficace. La maledizione dei trequartisti in B forse colpirà ancora. Equilibrio in campo, parità sul tabellino, un match da seguire con estrema attenzione. Presidente Agi prende palla ancora e la perde. I due più forti, Agi e Damon. 15 minuti alla fine della prima frazione. Brivio. Dai Fiori. Luppi. Qua che è caduto, meno male. Giangrosso, sempre pulito Grizzly. Con un pallone lungo. Grande inizio di Grizzly di stagione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a verticalizzare. Brivio, ottimo il fraseggio. Però gioca il Virtus, La Virtus Entella gioca. Grizzly. Si lancia su Grizzly. Guardate Grizzly. Vuole la profondità. Riceve un pallone Veneziano, la dà Barocco. La mette sulla sinistra. Barocco per il Duca. Mette in mezzo il Duca. Mamma mia. No, ragazzi, c'è spettacolo. Si vede che PES è leggermente meglio, PES 18. Ha un po' di animazioni in più poche. Se si entrava sto gol di tacco di Veneziano veniva giù lo stadio, però. Brivio. Attenzione Agi. Palla in avanti verso il compagno. Cerca un compagno. Mamma mia, per Rocco, peccato. Stava succedendo il finimondo, ragazzi. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un stiamo giocando, ma ragazzi, ripeto, non possiamo giocare male. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre.
Barocco per il piccolo Amedeo. Se il secondo tempo dovesse regalarci altri Amedeo, due, però ragazzi si è messo il Little Wonder così. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 gol e ovviamente tutto è ancora possibile. Si riprende con il secondo bravissimo tempo. Tiki-taka. Tiki-taka si invola. Buona azione sulla destra, vediamo come evolve. Tiki-taka per la Fashion Week, lo stilista veneziano, boom! Colpisce di testa. Non ci credo. Cosa mi ha preso? C'è retropassaggio. Agi. Mamma mia! Grande parata dell'estremo difensore. I portieri sono molto belli da vedere. Che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Agi. Mamma mia. Tiki-taka. La prendista. Amedeo. Ancora angolo. Che miracolo che ha fatto di testa. Voglio il primo gol di testa, ragazzi. E sulla palla. Voglio il primo gol di testa. Vai Agi. Dammela. Prova a tirare. Mamma mia. Non so chi fosse, addirittura Giangrosso, ragazzi. Giangrosso scatenato in questo inizio. Tocco morbido. Ok, Giangrosso. Un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. O forse Bartolucci, non lo so. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ditino. La Virtus Entella ha deciso Amedeo. di aumentare la densità in mezzo all'area. Amedeo, Agi, madonna ragazzi, come gioca il piccolo Amedeo. Palle alte, piazzando un sacco di uomini in mezzo all'area. Ah, peccato. Sera la sicurezza non è mai troppa. Rocco. Ottima pressione la sua. Amedeo. Detto, fatto. Beffa l'estremo difensore. Grande Cume. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria secondo che assist di Amedeo era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. E si riparte con 2 gol di vantaggio. 2 gol di vantaggio sono tanti, questa Serie B ma attenzione, nel calcio può succedere di tutto. Allora, esce Agi, mettiamo l'Arcangelo, proviamolo capitano, torna veneziano. Tutto il resto va bene. Decidono di giocare sono fuori categoria il Venezia di me, ragazzi, ma era ovviamente chiaro. Cioè, se vogliamo fare una storyline fatta bene, c'è un po' la Juve che retrocesse, però sarà rimessa con le mani. E c'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Vai. Amedeo vuole un posto titolare, Ninja trema. Amedeo, madonna, Amedeo ragazzi, piccolino. Amedeo. C'è la palla lunga in avanti. Allarga sulla fascia. Attenzione. Vogliamo i 126. La butta in mezzo. C'è il colpo di testa. Madonna, grande mito, ma offside. Peccato in offside da guardaline. Sì, di poco, ma era oltre l'ultimo difensore. Beh, Amedeo. Amedeo per l'Arcangelo. Il Venezia Barocco. ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco. L'Arcangelo, eccolo qua l'Arcangelo. L'Arcangelo bianco. La prendista è proprio una cosa un po' difficile. Che svista! Veneziano. Il Duca. Ancora l'Arcangelo, siamo fortissimi ragazzi, L'Arcangelo! E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso, sarebbe stato impossibile rimontare. No ragazzi, i ruoli sono più, diciamo, a destra e sinistra, non abbiamo più giocatori polivalenti. Dopo il fallimento la squadra ci mette il fisico e conquista il pallone. Abbiamo parlato insieme, non ci sono più i polivalenti. Non è colpa mia, la squadra ha voluto questo. Il Duca, veneziano. Ma doveva metterla dentro qui. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito non è entrato male. Bell'intervento e l'arbitro dice che non Presidente. è fallo. Veneziano. Un'entrata in scivolata da manuale, sventa la minaccia. Veneziano per il piccolo Amedeo. Amedeo show ragazzi. Amedeo sulla fascia e va a colpire di testa.
Ultimo cambio, standing Govation e mettiamo Francone capitano. Diamolo al Duca che se lo merita. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. 6 minuti, 3-1. Ditino. Ottima pressione la sua. Palla Zincaro, l'Arcangelo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla Rocco vede il Duca. sulla fascia. Il Duca. Francone. Un pallone che non iniziano gli errori di Francone. Perfetto, quasi perfetto, ma non abbastanza. Mamma mia. L'Arcangelo, è proprio una cosa impossibile. L'Arcangelo. Lui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Attenzione all'Arcangelo, la mette in mezzo. Va di testa. Spazza via. Mamma mia. Sì, no, ma sicuramente Agi. Sicuramente. Finisce qua, ragazzi. C'è il boato del pubblico, si chiude la sfida. 3-1 tranquillissimo. Hanno conquistato la vittoria dopo una partita impeccabile. Buono. E hanno Ottimo mostrato inizio, come da spirito di previsione, squadra, come giusto che sia. mentalità e grande personalità. Un Venezia sublime come il pene di Eva, che non esiste più però. Non le trattative, tanto non vendiamo nessuno. Ok, avanti. Ottimo così, Ditino, ottimo così. Il giocatore UEFA, Ditino, adesso vedi Ditino. Messi. Sì, presente in live, entrare nel gruppo e donare 100 euro. Queste sono le 3 varianti che Eyman ha deciso per entrare nello zoccolo duro. Sì, comunque sì, Telecaz. Cioè, Telecaz, quando entri nella squadra, entri su Telecaz. Ternana Venezia, non giochiamo mai in casa, ragazzi, quest'anno, che bello. Buono. Allora, abbiamo un veneziano, ecco, mettiamo Francone. Così vediamo come gioca. Abbiamo l'Arcangelo in forma, anche il Bode. Proviamo l'Arcangelo. Madonna, Eyman. Comincia Eyman, ragazzi. Ok. Bode ce lo paziamo dopo. C'è anche Rocco che è in forma. Apicella è morto. Mettiamo Dark Star. Oddio, ho un lapsus, non mi ricordo il soprannome di Dark. Non mi ricordo il soprannome di Dark, cavolo. Ah, bisogna... sì, bisogna aggiungere Fabrizio, non mi ricordo però il soprannome di Dark Starfield, una lapsus. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Oggi si affrontano Terni e Venezia. È tutto pronto. E siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Non penso lo abbia. Fabio. Mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Come andatiamo? Vai. Eccoci, si comincia. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno. Al libero liberato. A testa. Bella serie di passaggi. Palla giocata alta sulla fascia. Dovete aggiungere però come si chiama Bianchini, si ripartirà con un calcio da fermo. Preferisce l'approccio diplomatico. Cos'è? Ma dai! Rimane nel taschino. Il Cavaliere Oscuro. Può essere sì, per il discorso di Batman. È vero, cazzo, hai ragione. No, il Cavaliere dell'Apocalisse era... la sfera oltrepassa la mossa. Ragazzi, dovete dire a Bianchini però del nickname, deve vedere il nickname.
Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Ci mette il fisico. Dobbiamo trovarlo ad Arca allora. Il pallone. L'Arcangelo. Buon lancio. Madonna, l'Arcangelo cosa fa per Francone? Francone. Francone come sempre se ne mangia. Gioca una palla lunga. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ma non ti dà queste possibilità PES e FIFA di editing e tutto quanto. Per queste robe qua PES è molto meglio. FIFA è bello, cioè è bello giocare online, foot, che robe là, ma l'offline di FIFA è pietoso. Almeno per quest'anno, prossimo anno con la Champions e la Serie A ufficiale cambia. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. L'Arcangelo. Pallone alto. Bellissima questa per Tognin. Ha spazio sulla fascia. Vai Tognin. Cerca cross in mezzo. L'Arcangelo, la Francone. Mamma mia, che bestia. Kaiser. Francone. 1-0. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Male la difesa, non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Adesso dovete aggiungere Fabrizio, attenzione, non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Bella rete di passaggi. Il Terni ha ottenuto un bel risultato nella scorsa partita, grazie soprattutto all'intelligenza. Bellissima questa, mamma mia. Deve svegliarsi l'effetto Serra però, Non era facile, il tiro era davvero potente. Agi. L'Arcangelo. Fase di stallo. L'Arcangelo, che bello, peccato. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Fabrizio deve farsi il nickname, ragazzi. Giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Ora, per guardare il nickname sulla home page di Telegram, in alto a sinistra le 3 barre, le 3 barrette orizzontali, impostazioni, e c'è l'username. Qui può partire il contropiede e passa. Allarga sulla fascia. Terence se lo perde. Cross in arrivo. Mamma mia. Agi, no, Agi mio. C'è il retropassaggio. Arriva sulla palla. Bravo Arcangelo. Rompe l'azione. Agi per Tognin. Eccolo qua, Yoga Bonito. Yoga Bonito, male Yoga. Ottimo il suo senso della posizione. Sente già la pressione. C'è l'opportunità per il contropiede. Non può sbagliare. Via Medeo, bravo Sidoti. Poteva essere un contropiede interessante. L'Arcangelo. Peccato. La perde. La mette in avanti. Fallo facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Attenzione, ma dai! Il cartellino giallo, è giallo. Era già stato richiamato, stavolta non se la poteva cavare. Ammonito Darkstar. Ok, c'è anche Bianchini, il professore. Manca Cannistra che è il maestro, sembra una bella intesa, il maestro e Cannistra venduto, ma può tornare tranquillamente. L'Arcangelo. Interrompe la manovra avversaria con classe ed esperienza. Cerca la profondità sulla fascia. Cerca la profondità. Non leggo il piccolo Amedeo però, dopo la grande prestazione. Poteva essere un'ottima occasione. Terence. Ha cercato di sfondare per la perde, ma recupera Silotti, la riperdiamo. Fortuna. Bravi ragazzi. Bella apertura. Sulla destra. Non gioca male Saternana, Grande movimento nello spazio. Cerca cross. L'Arcangelo per Tognin. Ecco Yoga Bonito. Superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Yoga Bonito, prova il lancio, non va. Francone. Bonito. Nello spazio. Bravo Bonito, Francone! Fuori. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Nonostante il fuorigioco l'intenzione era ottima. Sicuramente proveranno ancora questa soluzione. Ternana un po' rocciosa. Il portiere la calcia lontano. Dobbiamo trovare il soprannome. No, l'abbiamo trovato. 5 minuti prima della pausa. Ad Arc. Ragazzi, si sveglia però, morbido. Mito, bravo Mitone. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. L'Arcangelo è anche lui un po' lezioso, ma la recupera bene. Occasione per il contropiede. L'Arcangelo.
L'Arcangelo, bello. Passaggio intercettato. Peccato. Finisce il primo tempo 1-0 Francone. Del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. No, che cazzo di roba è? Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. L'Arcangelo per Francone, bellissimo. Arcangelo in grande spolvero. All'inizio di questa seconda parte. Francone. Il Venezia deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Il corso di più è l'Arcangelo. Di sicuro non per possono adesso pensare solo a difendersi, sarebbe troppo rischioso. Palla larga in profondità. Cross in arrivo. Un pallone. Mamma mia, Mito sbaglia qua forse. Quasi perfetto, ma Dark. non abbastanza. Bravo Tognin. Gioca con un pallone la butta lungo. su. Decidono di giocarla all'indietro. Dai che va bene. Lungo passaggio in avanti. Ciao Eric. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Buono. Agi, Zincaro Agi. Non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano Bravo di mantenere Francone. le distanze, Nasdaq. Fabio, con prudenza, perché Errore di sanno Nasdaq. che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento, un passaggio uscito e sono in porta. Devono fare attenzione al nostro Giangrosso. Partita un po' bloccata adesso. Interessante questo, peccato. Dark si è fatto saltare male. Dark in difficoltà, ragazzi. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Non riesco mica a trovare un soprannome per Dark. Datemi una mano, ragazzi. L'appoggio sulla brutto fallo di Pintus, mamma mia. Fischio del brutto fallo di gara, Pintus. calcio di punizione. L'arbitro gli si ammonito avvicina, Pintus. Può starci il cartellino che infatti arriva, giallo. Si arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. Allora, Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. togliamo Dark che è in grossa difficoltà e mettiamo il maestro. Terence non mi convince per il momento, teniamo Luca. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Si stava un po' innervosendo dopo la prima ammonizione. Ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. Attenti. Bravo Mito. L'Arcangelo. Agi. Mamma Agi, per poco numeraccio di Agi. Però prendiamo una palla bruttissima. Roba nostra. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Sì, il Cavaliere Oscuro ci sta, contando che Alamos è stato ceduto forse a tempo indeterminato. Dai, Cavaliere Oscuro va bene per dare. Intervento di copertura. Tognino, madonna, Tognino, bravissimo. Bravi tutti. Intercetta e sbroglia. Mamma mia, Tognino scatenato. Pericolosa. Peccato. Però veramente con non capisco, cioè la miglior trequartista finale finora, Luca. Devo dirti la verità, Fabio, dopo il primo tempo pensavo che la partita offrisse più emozioni. Pintus anche in questo sbaglia secondo qualcosa, anche Pintus non è in condizioni adesso. strepitose. Meno male che c'è Mito. Il Duca, che non è per Ducatelli, ma è per Duca. Ah, bravissimo qua Agi per Francone. Eccolo qua, Concord Sidoti. Concord Sidoti. È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Pintus. Tocco morbido. Roba nostra, roba nostra. Chiudiamola sì. Supera la linea laterale, sarà rimessa. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Yoga Bonito.
l'Arcangelo. alto nello spazio, allarga sulla fascia. Fuori gioco. No, fallo, scusate. In mezzo. Fallo che regola del vantaggio, attenzione. Occhio, ci riprova. Boom, non ci credo. Il Duca, mamma mia. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Speriamo di non pagarla. Bravissimo Giangrosso, show. Agi la perde. Prova a scavalcare la difesa. Il maestro a modo suo la butta via. Nella zona del portiere. Permito. Stiamo soffrendo adesso. Allora, Giangrosso, spettacolo, l'apprendista. Cerca spazio. Bravissimo per Francone. Va al tiro. Fuori. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Un passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno in quel modo. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento. Francone riesce a bravo determinare da solo l'esito di una partita. Fallo su Tognin, non fischiata a mio parere. Lancio lungo del portiere. Pallone interno. Finisce qua 1-0, Francone la decide. 1-0 positivo. Fischio dell'arbitro. Uno scontro combattutissimo. Ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. È bastata una rete per decidere l'incontro. Gli avversari hanno avuto più... Perfetto, 3 punticini importanti. Il Venezia primo insieme a Palermo, vaffanculo, contandola purtroppo lo spareggio di oggi. Però va bene, non pensiamoci, dai, era dura, sapevamo che era durissima. Ultimo giorno di mercato, non vedo l'ora. Appunto, appena detto, non voglio una stagione strepitosa, purtroppo è andata male. È andata male, perché abbiamo giocato benissimo, il Palermo molto, molto fortunato, ma questo è il calcio. Avanti. Miglior giocatore veneziano, Francone e attenzione, Tognin. Ciao Guccioni. Venezia, Salernitana, prima in casa. I tifosi hanno pronto lo striscione. Anche in B, ovunque, solo Forza Venezia. Para Terence. Serve Terence però, Fioi. Ma, madonna, ragazzi, Mangai, cioè, Mangai non esiste. Mettiamo il bode però stavolta. Mangai non esiste in Serie B. È spaventoso, Mangai. Spaventoso. Proviamo micro machine. Pazzesco. C'è la Giangosso, il Luca chiaramente gioca per un Terence che la pausa ha fatto molto molto male. E il resto andiamo. Ciao ma se sei che suona i 6 mesi che abbiamo fatto a casa, quello del fallimento li passati a trombare, cazzo. È biondo perché volevo fare questo contrasto, cioè come Ibrahim Ba. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo. Bartolucci chiede già di giocare, ma per il momento il mister vede si doti. Inizia la fight, continua la fight. Tra Venezia e Salerno. Io sono Fabio Calesse e qui con me c'è Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita. Agi ha promesso il gol oggi. Agi. Speriamo che le due squadre diano vita a un subito incontro Agi per emozionante. Tognin. Eccolo qua. Eccolo qua, Yoga Bonito. Tenta la conclusione. Bello. Tiro da dimenticare. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Buona azione subito. Non è angolo. Ma se continua così perde il posto, però. Bellissimo Rosinaldo. Rosina. Mamma mia. Bene. Peccato per la conclusione molto precisa. Ha dimostrato intelligenza tattica cercando di sfondare centralmente. Peccato. Okay, Nasdaq se ne va. Interessante azione sulla fascia destra. Prova il filtrante. Bellissimo per il bode, Bodelli. Occhio alla conclusione. Buono. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Pintus. Che occasione. No, non è vero, Bonito. Il difensore recupera il pallone. Mamma mia, Bonito. La mette in avanti. Grande prova di forza. Ragazzi, palla in profondità sulla fascia.
Non ci arriva. È libero di creare pericolo. Si libera la grande. Buon lancio. Roba nostra. Errore qui, pallone sprecato. Pintus se la allunga. Palla in out, Pintus. ci sarà rimessa laterale. Che dormita della difesa, meno male. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Ma perché ste robe? Mia, Ma no, regalo. niente, c'ho Se Mito ne va. non è ancora capace di battere i rinvii. Grizzly, Apicella, Luca, vorrei un presidente. tuo parere. Il cambio di allenatore sembra aver giovato a questa squadra e finora i risultati Tonin. sono stati confortanti. Pensi Tonin e che Amedeo sia sono un'altra solamente bella un sfida, fuoco adesso di più in paglia? forma. Un inizio del Tonin, genere Bode. con 3 vittorie di fila è da incorniciare e sembra che il nuovo Agi. allenatore stia facendo molto Agi. bene. Però prima di giudicarlo abbiamo bisogno Fallo di però vedere più questo cosa ha partite. fatto? Però Agi è una tecnica individuale da solo, Nessun gol finora. Mamma mia, Agi. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto Grizzly, trovare bravissimo. pronto con l'anticipo. Veneziano, È stira un'occasione. Veneziano. Conclusione sul fondo. Peccato. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Perché NBA mi ha un po' stufato, nel senso è un gioco lento che è difficile da registrare. Vai Bode, vediamo il primo gol anche del Bode. Cerca di Bode allungare con i il suoi gioco. assist sublimi. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. No. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Ammonito Brutto l'intervento, Micro Machine. adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Sceglie bene il tempo Bode ed di evita così testa. ogni rischio. Partiamo senza fatica oggi, Il Venezia non ha avuto vita facile nell'ultimo Obiettivo turno, ma ha 126 strappato punti. comunque la vittoria. A rischio oggi. Vai. Grizzly. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il Vai, tempo l'orso giusto. Grizzly. Bel L'orso duello. Grizzly, ragazzi, Grizzly. Grizzly se ne va. Decide di sfruttare la fascia. Sidoti. Ottima Sidoti. accelerazione sulla sinistra. Concordo Sidoti. Come potranno sfruttare Calcio questa d'angolo. azione? Cercherà di metterla in Il mezzo. Bode che lui è un piedino fatato. Riceve in ottima posizione. Pintus. Deve Sidoti. tirare. Altra chance. Mamma Agi. Il Bode. Rapido sulla respinta. Ma non ci credo. Il Duca. La gioca in aria. Però guardate le azioni La che butta vengono via e fuori, fa ragazzi. respirare la difesa. Cioè, chi critica sto PES secondo me comunque non è obiettivo perché è una roba meravigliosa. Colpisce. Mamma mia, cosa ha fatto Agi? Cosa ha fatto Agi? Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla Mamma proprio mia, non che la vedi missile di partire Agi. e te la Comunque, raga, ritrovi in in rete senza realtà neanche accorgertene. la mia risultanza è sbagliata, una delle due, perché era quella di Agi, questa io, quella solita mia. Io sto a chi? Mamma mia, Agi. 1-0. Il rumeno. 1-0 dunque. Ora avranno Nostro sicuramente Pessio è meno pressione spettacolare. addosso, ma devono Con tutte continuare le a pace. lottare. Agi è tornato, manca solo Heyman. E Terence, che è proprio rincoglionito, la droga giamaicana per i suoi effetti che si Ottima semina. pressione la sua. Palla recuperata. Interrompe la manovra avversaria con classe ed esperienza. Mamma mia il bomb, mamma mia Agi, mamma mia poesia in Palla movimento. giocata alta Agi. sulla fascia. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Ciao primo fiore. Che gol di Agi è così. L'arroganza fatta uno. Presidente. Pintus. Giochiamo sul velluto, Agi. Yoga Bonito. Che Cerca la bello che profondità, Yoga Bonito sulla per fascia. Nasdaq. Prova la giocata in Nasdaq. fila. Salta e colpisce di testa. Mamma mia il cume. Conclusione. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Peccato. Meno male che Agi c'è. Io ve lo consiglio, ragazzi, adesso che sono tutte le patch uscite, ciò costa pochissimo, io ve lo consiglio, no tanto di Pallone più. alto e lungo sulla fascia. No, questo è un brutto errore della Avanza verso difesa. l'aria. Bel pallone. Roba tua Intercetta il Giangrosso. passaggio, pericolo. Grosso, ragazzi, sta diventando veramente il nuovo difensore centrale più forte della squadra. Attenzione per Alexandro, non capisce bene Cerca la essere fonda, metà. palla Agi. Primo tempo che si conclude dunque qui. Finiscono così Ciao, 45 Gabriel. minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo Buon gol Venezia, a buon riflesso. Venezia.
Che primo tempo hai visto, Luca? Il Venezia è meritatamente davanti, ma avrebbe potuto segnare in almeno un paio di occasioni in più. Se continuano così anche nel secondo tempo porteranno a casa una vittoria facile. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico, e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Si ricomincia. Il Venezia è in vantaggio di misura. Sicuramente sta facendo cose incredibili, non lo sto leggendo adesso. Cerca spazio. Intervento da manuale. Peccato non leggere neanche Amedeo Doni, ero curioso di sapere il piccolo Amedeo. Occhio ragazzi che la partita non è finita però. Gabriele Perico. Bravo Tonini. Il Bode la perde, il Bode in grossissima difficoltà. Cerca l'uomo là davanti. Prova la giocata nello spazio. E ancora Giangrosso. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Vuole la profondità. No. Cerca il tiro. E insacca. Bel gol da Salernitana. Importantissimo. Rodriguez Sono pareggia. di nuovo in parità. Bel gol. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Bel gol però, purtroppo. Calma ragazzi che 126 punti non sono così sicuri. Questa partita ha tutti gli ingredienti che rendono il calcio uno sport fantastico. Ecco Amedeo, Amedeo, dai Amedeo, su. Senza Amedeo non so stare. Bodelli, mamma mia il Bode. Se no veneziani i cross però, piuttosto il Bode, che lui sì che è forte nei cross. Ecco che parte il cross. Appena detto. Prova immediatamente in avanti. C'è tensione, non ci aspettavamo sto gol, anche se è meritato. La mette sulla sinistra. Pintus. Cerca un compagno, pallone intercettato tempestivamente. Tonino onnipresente davvero oggi. Pericolosa. Agi. Gioca una palla lunga. Bravissimo, fare qualche cambio adesso. Cerca spazio. Ecco un'occasione di contropiede. Veneziano vede Tonini. E passa. Non ci prova ma niente da fare. Cambi. Esce il Bode che è molto in difficoltà. Mettiamo Rocco Barocco. Esce il Duca e vediamo Terence se si sveglia. Esce Micro e mettiamo Michelotto anche se non può essere con noi. Debutto di Michelotto. Un contropiede interessante questo, peccato. Ci mette il piede e con questo pallone. In caso se potete scrivere voi se fa bene il Michelotto. Ragazzi bisogna vincere però 72esimo, l'obiettivo 126 punti, abbiamo due obiettivi, o il 126 o i 100 punti. Il primo sta già sfumando. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Lo so, potrete prima in casa. Perché ci stiamo un po' esaltando. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. Eccolo qua Michelotto, la potenza fatta uomo, eccolo qua, ecco Maurizio. Oddio, ecco il Mauri. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Pintus. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. È evidente che temono il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. (79esimo, manca poco. Rocco, lo stilista, eccolo qua Tonino. Vai Tonio, è libero. mettila bene. Pallone in aria. No Terence, no madonna, ma cos'ha quest'uomo? Mamma mia, ma cosa va a far Terence? Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione. Ma cosa fa? Bastava metterla di testa, ma non ci voglio. Pronti a sfruttare la minima occasione. Bravo Gian, non è mai fallo. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Il mister è già accusato dal capitano di volere troppo un calcio bailato. Sì, Terence sotto bamba. Attenzione al tiro. Dai Mito.
e non è riuscito a trovare il gol. Squadra troppo sicura di vincere. Le opportunità vanno capitalizzate. Tonino, uno dei migliori. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Prova il filtrante. No. Palla intercettata. Bravo Agi. Cerca spazio. Passaggio sulla destra. Ma cos'è sta roba? Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Ma non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Vince il duello fisico. Michelotto, bravo. Agi, eccezionale. Forse questa era Terence l'ultima sveglia. occasione per andare in vantaggio. Brutto fallo di Terence. Anche Agi perde la testa, eccolo qua Romeno. Meno male che c'è niente. La partita è finita, tutti sotto 1-1, obiettivo Nessuno 126 è riuscito a punti. prevalere sul campo. Ce l'hanno messa tutta, è vero. Ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Incredibile. Prima partita in casa non vinciamo. Giocata pazzesca. Best mail per Agi. Provercelli in fuga, ragazzi. Se non vinciamo il campionato, veramente siamo ridicoli. Ok, voglio 124. E Antonio Grande più sta in live, meglio è. Partecipa a tante live, come dice sempre Eyman, dona 250 euro a live e sarai subito da noi. Abbiamo un po' sottovalutato la Salernitana, cioè il Delfino Pescara. 126. Sì, vabbè, Eyman, a posto di pensare a godere, può essere in forma, grazie. Oh, Eyman è tornato. Bene, allora, Terence è in forma, Giangrosso ha bisogno di un po' di riposo. Ok, Darkstar non mi ha convinto tantissimo. Michelotto in forma. Pep, ok, abbiamo Pep, lo possiamo mettere. E diamo fiducia a Francone, anche perché Veneziano ne ha fatto molto oggi. Vai. Dai, ma comunque gran gol di Agi, capitano è tornato nei best fail, metterei l'azione comunque. Prima cosa da segnalare per Agi. A tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Venezia e Pescara. Un saluto da Fabio Bartoluzzi sta protestando. che mi affiancherà per il commento tecnico. Vabbè, in questo momento vedo Sidoti, perché devi tu farmi cambiare idea. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Eccolo qua Michelotto. Alessandro. Ecco Gai. Mamma mia Gai. Ecco il Gai che l'ha perso. Vabbè, non va bene lo stesso. Scusate un attimo ragazzi. Piccolo problema tecnico-tattico. Vai. Adesso però voglio obiettivo 124. Allarga sulla fascia. Oh, Fiori. Sulla fascia, è libero. Cos'è sta roba? Ottima posizione. Il maestro se lo Rete. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. No, ma non hai capelli, io ti ho fatto come ti immaginavo, cioè barba e pelato. Ragazzi, qua però il maestro si è perso un attimo tutto. Hanno trovato ma il gol del comunque vantaggio. Gervasi manca, si può essere falso su questo. Michelotto. Agi è già un po' incazzato, ma non lo vedo già. Agi per Francone. Cerca la profondità. Per un Tonin scatenato. Guarda Tonin. Madonna, eccolo qua, che bonito che assist! Non ci credo Terence. No, ragazzi, bonito è devastante, però. Come è tornato dopo la pausa bonito. Venezia ha già la partita in salita, c'è ancora tanto da giocare però. Devono riuscire a stiamo specchiando tanto. Sidoti vuole far giocare Bartoluzzi. Soltanto raddrizzare questa partita. Manca ancora molto alla fine, ce la possono fare. Bianchini, Terence. Agi. Eccoli qua, i due cervelli della squadra, Gai in Serie B è una merda l'ora. Mamma mia. Palla larga in profondità. Sidoti non vuole mollare il posto. Terence. Maurizio. Per Gai. Fuori di poco, sfortunati qui.
Penso che sia stato troppo già la velleitario buona a tentare mania. una conclusione da quella posizione. Sidoti è sempre primo per le distanze, ragazzi. Sidoti vuole diventare il nuovo Roberto Larcos. Bravo Api è sempre. Api è un po' più in sordina quest'anno, si vede un po' meno, però La prende piena. ci ha provato. dimenticare. Calma ragazzi, Al di là risettiamo dell'esito tutto, finale, Femminista sta questa azione è un incazzando. esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi Ecco in Sebi, contropiede. metti 2 euro tattici perché vuole entrare in squadra, grande, grazie Sebi, troppo buono. Ma ne servono altri L'arbitro 240. indica chiaramente la rimessa. Facciamo insieme 5 euro. Ecco Agi. Ragazzi, ci stiamo divertendo troppo, siamo già convinti di vincere con, Gioca con un pallone con lungo. 124 punti, non è così. Cerca lo spunto. Ciao Fede. Ciao Barto. Cazzo peccato perché la prossima la giocavi sicuro. Agi. Non poteva fare molto altro. Ragazzi sveglia però adesso, Ottima Agi fa una bella cosa ma la palla perde. recuperata. Michelotto. Colpisce, costringe l'avversario al fallo. Brutto l'intervento, e adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Michelotto ha munito con un'espressione bellissima. No, così li ho tenuti in gioco, pensavo nel tiro, mamma mia quanto ho rischiato. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Tognin. Dove si sale al primo di Tognin, ma non la Tognin Cerca la però, profondità. Francone E trova è bene un il compagno. fisico ragazzi, mamma passa. mia. È lento però. Qualche protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante. Come? Neanche angolo. Ecco Gervasi. Grande Gerva che vuole rientrare in squadra. Rodolfo Valentino, uno dei più grandi difensori che abbiamo mai avuto. Palla giocata alta sulla fascia. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Stiamo giocando male però, Bonito. Passaggio in avanti. Bravo Bonito. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Bravo Ci mette il fisico e conquista il pallone. Dai però, sveglia raga, mamma stiamo giocando male. Pallone alto e lungo sulla fascia. E intercetta opportunamente. Michelotto manca veneziano comunque in attacco, si vede. Agi. Cerca un compagno. Agi bello per Terence, ma Terence veramente dorme. Dormite terenziane. Palla giocata alta sulla fascia. Prova grazie Sebi, no, gol. Ce l'hanno fatta! E questo gol da loro Pettinari, l'uomo che non piace a Bianchini, fa gol. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera Bianchini perfetta. in grossissima difficoltà ragazzi, Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Malissimo questo debutto al primo minuto di Bianchini. Questa era l'ultima azione del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. 45 minuti già in archivio, il punto di Luca Marchegiano. Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, esce ma è Francone, difficile che accada. veneziano. Oggi è davvero in palla. Vediamo. Ecco il fischio dell'arbitro. All'inizio veramente se in Europa se abbiamo fatto la storia negli anni scorsi, quest'anno inizio disastroso. Concedere un'altra rete agli avversari. La partita sarebbe chiusa definitivamente. Sarà determinante secondo me in casa pietoso. come affronteranno l'inizio del secondo tempo. Miche. Vai. Michelotto. Il Pescara si trova in una situazione delicata. Il tecnico è sotto accusa a causa di alcune scelte discutibili. Bravissimo oggi per Francone. Conclusione sul fondo. Ecco Gervasi. Salgono con molti più uomini in questo inizio di secondo tempo. Sanno che è un momento decisivo della partita. Un Bianchini in difficoltà. E dunque forze fresche in gioco. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Sidoti. Cerca spazio. Bravo Gai per Veneziano, Veneziano la perde. Troppo sicuri, ecco l'arroganza. Solo Agi può permettersi di essere arrogante. Riceve il passaggio.
Vai. C'è la palla lunga in avanti. Veneziano. Agi. Ottimo il fraseggio. Veneziano. Bertognin. Se vogliono cambiare la partita lo devono fare adesso. Agi. Devono trovare subito il gol per ridurre lo svantaggio e poi continuare a spingere. No, magari non riusciranno comunque a ribaltare il risultato finale, ma almeno daranno una prova di carattere. Scaldati Amedeo che tra poco entri. Serve forse la pazzia di Amedeo. Palla recuperata. Veneziano. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. E purtroppo Agi. è così. Cioccolatino di Agi per il cioccolatino. Prova la conclusione. Veneziano, un tiro da cioccolataio però. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Scarso sul... Prova a verticalizzare. Heyman, Terence non pervenuto neanche oggi. Il Venezia ha ancora 2 cambi disponibili. Bravo, dai. Addirittura la prima sconfitta no, però porca miseria Agi. Bravissimo Agi per Veneziano. Veneziano, Agi, palo scandaloso di Agi. La mette in mezzo. Veneziano di testa fuori, porca. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Davvero di poco, qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Bellissimo tiro di Agi, ma palo clamoroso, e poi Veneziano di testa da spalle, questo è incredibile. Ma non c'è. No, cazzo facile. Entra il piccolo Amedeo. Devo togliere Gai e tentare la carta Fashion Week. Heyman in Serie B non si applica, cioè, classico Heyman, mamma mia che fastidio Heyman. Sì, ma no, punta. Vai. 71esimo. Attenzione Gai prima di uscire, regalami il sogno, Heyman, dai Heyman. Decide di sfruttare. Ma non così piano! Sì, vabbè, ma non così piano, ma perché? No, vabbè, è impazzito Heyman. C'è fallo. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo. Giallo. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Vai. Rocco, la Fashion Week è entrata. Si spinge in avanti, vediamo cosa. Vogliamo la scossa di Amedeo adesso. Il piccolo Amedeo, il piccolo Amedeo, il piccolo Amedeo, il piccolo Amedeo, il piccolo Amedeo subito! Il cross non era male, brava la difesa in questa situazione. Sì, Grizzly, assolutamente. Bravissimo. Il Cume! No. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Grandissimo Rocco, qui ha avuto troppa fretta, si è fatto prendere dalla tensione probabilmente. Gigi Pal. Rocco. Decidono di giocarla all'indietro. Si avvicina alla sconfitta, incredibile. Amedeo. Il piccolo Amedeo, quando entra Amedeo impazzisce la partita. Amedeo. Occhio, cioccolatino di Amedeo. Veneziano non si sa come. Una mezza rovesciata sbagliata. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca di stimolarla. Mamma mia che gol strano, non so se Agi vuole metterlo tra i best gol, non davvero credo. da brividi. Deve decidere Agi questo perché... Si ricomincia con un solo gol di scarto. Sono stati bravissimi a rimettersi in 4 minuti. 6 minuti abbiamo, grandissimo però Amedeo. Mamma mia Amedeo. Cerca di allungare il gioco. Sì, gollonzo orrendo. Direi di no. Però Veneziano c'è sempre, attenzione. Rocco chi la può dare da Amedeo. Bell'intervento difensivo. Così, ma perché? Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Bravo Agi. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. No, Terence è inguardabile.
Lo mando in prestito a dicembre se continua così. Ci mette il fisico. Bravo Mauri. E conquista il pallone. No, Agi, no, era semplice per Amedeo, no per Veneziano. Campagnaro. Finisce così, che merda. Vai Michelotto. Niente, Agi la perde ancora. Prova a fare tutto da solo. Finisce qua, perdiamo in casa 2-1. E così hanno lasciato i 3 punti agli avversari. Non una grande giornata questa. Troppi errori. Alla fine, questo è un risultato che ci può stare. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Il Tutta Venezia sconfitta, un ha punto preso in sotto gamba due questo partite in casa. incontro. Si sono lasciati sorprendere da un avversario ben più modesto. Ciao Rocco. Sprofondiamo quarti, meno male che perdono le altre. Ok, va il 100. Purtroppo i 2 gol subiti è un po' colpa del maestro, ma è appena partita. Adesso andiamo a Parma anche. Però di solito fuori casa giochiamo bene. Jacopo sei il prossimo insieme a Uccioni. Vediamo se a dicembre o a gennaio, ma è sicuro, non c'è appello su questo. La Piccella è fuori forma. E mettiamo Dark. Peppe in forma. Veneziano stra fuori forma da entrare Francone. Entra Bartolucci. Il Duca per un Terence a tratti irriconoscibile. E va bene così. Grazie, ciao Arcangelo. Benvenuti a tutti. Ci attende Vabbè, una siamo a grande Ennio partita. Tardini. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Poi sveglia però, Oggi si affrontano Parma e Venezia. Abbiamo fatto grandi partite fuori casa, dobbiamo riprendere il ritmo. Vuole 121 punti il capitano. Ale, Parma. Palla in profondità sulla fascia. Pallone alto e lungo sulla fascia. Non c'è fuorigioco, si va. Pioi? Per piacere, Dark. Agi va da solo. Agi va da solo. Può far tutto Agi. Ah, peccato. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Potevo forse fare qualcosa di diverso. Dai. Bella rete di passaggi. Decide di sfruttare la fascia. Vince il duello fisico. Fa su il pallone. Ha tentato l'azione personale. Francone. Sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Tognin. Magari ci Bravo Tognin. E dopo la perde però. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Zincaro. Agi per Francone che è lento, è molto forte fisicamente, ma lentissimo. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Zincaro. Agi, Eyman, Francone. Francone ne perde un altro. C'è la palla lunga in avanti. Non poteva fare molto altro. Zincaro. L'apprendista di Chopin. Ottima discesa sulla destra. Bellissimo per Tognin, cliccano veramente bene Tognin. Spazza via. E trova il tiro. Agi. Muratissimi. Prova a verticalizzare. Gioca con un pallone lungo. Attenzione, no dai, che cambio gioco del Parma strepitoso. Ma Pep c'è, tiki-taka recupera. La dà molto bene a Dark. Cavaliere oscuro. Decidono di giocarla all'indietro. Bella serie di passaggi.
Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Per Gai, che madonna, Gai è inguardabile. Cerca la profondità. Bartolucci, il Duca, ancora Ditino che è un fisicaccio. Ditino prova a cambiare tutto, niente da fare. Eyman per Agi, per Francone, prova a passare, ancora Agi, Murat. Vi siete appena sintonizzati? Beh, state tranquilli, non vi siete perso nessun Stai zitto, gol. Caressa. Ancora parità, 0-0. Palla giocata alta sulla fascia. Bravo Bonito. Zincaro se ne va, ragazzi. Zincaro da solo. Cerca il supporto dei compagni. Tognin. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Tognin. Grazie Gervasi. Eyman Gai di testa. Vai! Bellissimo. Finalmente assist di Gai. Gol di Francone. Secondo gol di Francuzzo. 2-0. E arriva così il gol del vantaggio. Ottimo colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Si ricomincia dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Bartolucci. Duca. Non c'è Francone oggi in chat. Duca, ok. L'arbitro dice che può bastare, tutti a prendere un teccato. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. Bonito. 1-0 al termine di questa prima frazione. Agi, Bonito, peccato. E Bonito la recupera. No. Si ricomincia. Gervasi si cane dal ruolo di presidente. 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Ancora Tognin è indiavolato, Grandissimo Tognin per Francone. La conclusione. Mamma mia, Tognin veramente si cane dall'MVP in questo momento. Non è riuscito però a concretizzare. Lo dico proprio senza problemi. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea di va di testa. Francone. Ottimo salvataggio. Grande Agi per assist. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ah, ma Francone comunque non male, Eyman. Che altruista, Eyman, bravo. Bravissimo. Gol ancora di Francone. Secondo assist di Eyman. Che è tornato. Adesso lo possono gestire con più calma. Cosa pensi di Mamma mia, grandissimo Eyman, generosissimo. Facile, no? Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. E si riparte da un netto 2-0. Si è svegliato Gai, manco male. La partita era male. apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Si è svegliato Gai. Allora, ragazzi, siamo scatenati adesso però, Quando prendiamo il ritmo siamo devastanti. Si alza la bandierina, fuori gioco. È partito una frazione di secondo in anticipo, rendendo vano il magnifico tocco del compagno. Oh, adesso Kaiser Francone si cane da rubarmi il posto a me. Cominciare così il secondo tempo è stata sicuramente una grande iniezione di fiducia. Adesso però non devono cambiare modo di giocare, continuare ad attaccare, continuare a mettere in difficoltà la squadra avversaria. Ecco il cross, prova a salire in aria. Bravo Mito. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Tognin sta distribuendo calcio champagne. Tognin. Francone, grandissima prova anche per lui. La sconfitta della stagione nella scorsa partita. Agi. E oggi vuole ripartire nel piede giusto. Eyman ci prova. Ottima parata del portiere. Due tempi nardi. Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Qualche cambio. Entra Medeo. Agi stanco, entra l'Arcangelo. Andiamo a Eyman la fascia. Forza Crociati a lei, ragazzi. E micro per Zincaro.
L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Manca solo il gol a sia Tonini, vorrei anche il gol di Amedeo. Cerca spazio. Brutta da sta dormita, Mito. Va col cucchiaio. Madò. Insacca le spalle del portiere. Ma sei alto 2,50 m. Calaiò 2-1. Che classe! La sua conclusione fantastica ha fatto schizzare in piedi tutti i tifosi. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister brutto errore qua di Mito Mito, mandandolo in campo. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Sinigardi può dare la l'Arcangelo scossa che subito, serve ai suoi. mamma mia. C'è bisogno l'Arcangelo della sua Poretto, rapidità per micro. mettere in difficoltà la difesa. Francone prova addirittura il passaggio. Francone non è molto portato per queste cose. Speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Amedeo, Se ne va. eccolo qua, Amedeo, l'uomo che spacca le partite. Prosegue nella sua corsa. Ottima pressione. Oltre che gli avversari, no, Palla recuperata. addirittura. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. E qui forse meritava un giallo, richiamo per adesso è solamente Amedeo, ragazzi. Sì, poi c'è il parete da introcciare, ma non si sveglia. il portiere la calcia Stiamo attenti lontano. perché il 2-1 è pericoloso. L'azione si stava facendo pericolosa, Arcangelo. ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Il direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. Giangrosso, non bellissima Bel questa. pallone. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ecco che parte il cross. È Buono, dai che questo andiamo, devono fare. l'Arcangelo. Devono L'Arcangelo insistere. vede Gai. E in questo momento devono prendere Gai. dei rischi, è necessario. Gai, Proprio così. Gai, Francone, ecco sono i punti Prova deboli di Ferrante. Francone, cioè Insomma, tecnicamente qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno non è il fatta. top. La mette sulla sinistra. Fase di stallo. Bravo Amedeo. L'Arcangelo. Francone prova dalla lunga per Amedeo. Ma Amedeo è incredibile anche se è piccolo, Amedeo è scatenoso. Scatenoso soprattutto. Sinigardi. Bravo Ci mette Amedeo. il fisico e conquista il pallone. Classe di Amedeo. In questi casi Tiki-taka. difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, Gai. orientativamente sì. Gai, Il bravissimo rischio è Gai. che portando Per il tanti Duca. uomini in area inevitabilmente Il Duca la scopri recupera. altre No. zone del campo. Tipo per esempio ti può capitare di restare scoperto sulla tre quarti. Esatto, esatto. Non l'ho ti abbassi capito sto troppo, fallo. lasci molti spazi davanti che gli avversari possono sfruttare, ad esempio colpendo dalla distanza. 86esimo. Il Venezia aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Bravo Giangrosso. Per Gai. E Gai se ne va. Gai se ne va splendidamente splendido. Gai. Occhio al tiro. Bel È un tiro di grande Gai. riflesso qui. Perfetta la parata. È incredibile che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Bravo Gai. Dai, mettila in mezzo Gai. Ma no. Grande occasione. Casino. Alessandro Lucarelli effettua un passaggio lungo. No, La squadra ora deve Giangrosso. salire se vogliono provare a giocarsi Bravo, questa ma è bene situazione. così. Fallo Va bene così, netto, Giangrosso, non puoi nessuna buttarmelo esitazione fuori, da parte del direttore di gara. Attenzione all'arbitro che sa il Ok. cartellino. Giallo, è giallo. Calaiò. No, adesso. Prova a No, adesso. scavalcare la difesa con il pallonetto. Manco male. Finisce qua, vinciamo Si ancora chiude dunque 4-3 la su 4 sfida in con il casa. fischio Fuori casa, dell'arbitro. Hanno incredibile. portato a casa la vittoria con uno scarto minimo al Bravo termine di una Francone, gara che senza bestia. esclusione di colpi. Ci aiuti a capire meglio che partita è stata quella di oggi, Luca? Il divario tecnico tra le due squadre si è notato tutto sul terreno di gioco. Bravo Era davvero Francone. difficile Torniamo secondi, Palermo. 15 punti in fuga. Nessuno dei nostri. Ancora fuori casa, quindi possiamo vincere. Abbiamo anche la Coppa Italia, però è vero, cavolo.
Speriamo, Presidente. Vediamo la squadra come è messa. Allora, Pintus, mamma mia, anche per Pintus stagione da dimenticare per adesso. Dark, vediamo un po' di cosa Giangrosso, speriamo bene. Terence ancora fuori. Proviamo la coppia Bianchini-Dark, dobbiamo provarla. Adesso diamo un po' di riposo. Adagi. Eman qua. E vogliamo svegliarci anche il Bode. Ok. E Amedeo dal primo minuto. Vai. Ciao Francesco Borgia. Un attimo solo. Benvenuti a tutti. Vai raga, possiamo fare altri 3 punti perché giochiamo al Silvio Piola. Dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Novara e Venezia. Benvenuti da Fabio Caressa. Qui con me per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, vediamo è bello la oggi. coppia. Guarda, quasi mi verrebbe i gemelli del gol veneziano Puma. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Eyman. Vediamo se Gai dopo i 2 assist è veramente svegliato. Larga sulla fascia. Bode. Cerca il Bode di per il sfruttare lo Duca. spazio sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Il Duca ormai è titolare. Cross deviato dal difensore, corner. Sì. Devono fare molta attenzione troppo sui buono calci Gervasi. piazzati. Questa squadra può contare su giocatori Eyman. molto abili nel gioco aereo. Tiki-taka. Occhio al tiro. Mamma Il portiere tiki-taka. dice di no. Gai prova una cosa impossibile. La toglie dalla porta. Grande parata dell'esterno. Mamma mia Gai, quello delle cose Sicuramente impossibili. non una parata semplice. Mamma, rivediamolo, grandissimo tiki-taka. Guarda però come si buttano i portieri, che figata. No, però non avevo toccato io. Vai, Gai. Ancora Amedeo di testa, Peppe. Ancora Peppe? Bella parata. Ancora angolo. Ecco il corner. Gai. Bodelli, niente da fare. Veneziano, cosa fa? Ecco, le pazzie del cuore. Sperano il rosso. Ecco che arriva il primo cartellino della gara. Giusto. La sensazione è quella dell'infortunio. Mi sembra che ci sia anche preoccupazione da parte dei compagni. Ho rotto un uomo. Bianchini che deve riscattare una prima partita da titolare disastrosa. Sansone cerca di allungare il gioco. Sì, ma non è possibile, però senza Giangrosso parata. dormiamo. Il portiere è Mamma. rimasto concentrato, è stato molto bravo. Amedeo. Eccolo qua, Amedeo con i suoi fantastici guanti rosa. Che hanno fatto la storia nella prima stagione sua, la metà stagione. Amedeo. Un po' di indecisione sul da farsi. Cross verso il centro dell'area. Veneziano cosa fa? Ci prova. Il tuo? Ok, Pep. E ora vediamo Dai, se Eyman che i riusciranno ad cioccolatini, approfittare di tu. questo corner. E va col Gol. di testa. Chi ha segnato il Si Duca? scrive al tabellino dei marcatori. E arriva così il gol del No, vantaggio. Zincaro, l'apprendista, Calcio d'angolo battuto grandissimo. benissimo, colpo di testa preciso. Questo è un colpo di Grandissimo testa da manuale. Zincaro. La combinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Grande Eyman. Niente da fare per il portiere. Non me l'aspettavo E questa. il risultato si sblocca. Fuori 1-0. casa siamo macchine. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli Gai, avversari. madonna Gai, comunque assist a manetta di Gai, Bode. Prova la giocata nello spazio. Veneziano che è un po' così, C'è la palla Veneziano. filtrante. Bell'inizio, ma... Bode, che è uno dei migliori tiri da fuori della squadra, se non il migliore. Gioca una palla lunga. Perde Bravo. il Oh duello fisico no, con questo non mi l'avversario. sembrava fallo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. L'arbitro gli Ma la si Bianchini, avvicina. che cattivo Può che è. starci il cartellino che infatti arriva. Il maestro Fallo. ammonito. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Ecco traffico, ragazzi. Sansone.
Ottima pressione la sua. Zincar. Palla recuperata. Però la difesa soffre tanto senza Giangrosso. Una giocata in avanti. Bravo Bianchini. Che li prende splendidamente. Veneziano, deve un attimo svegliarsi il tuo, Mamma mia. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ottengono una rimessa laterale. Zincar. Amedeo. Cerca la Amedeo per il Bode, anche nei cross uno dei migliori. Cross verso il centro dell'area. Di sinistra no però. La butta via e fa respirare la difesa. Sidoti. Il Venezia si riappropria Concorde del pallone, Sidoti. può reimpostare il gioco. Guarda Concorde Sidoti come si invola. Bravissimo. Cerca il tiro. No, come però nei cross. Allontana il pallone. È il suo pane, proprio Zincar, autore di un gol bellissimo. Grande spirito di sacrificio perché ha munito che recupera un buon pallone. Nel calcio di oggi ormai tutti gli Mancano allenatori i gol ai chiedono difensori, questo tipo non di sono mai sacrificio stati, agli attaccanti. Zincar. Prova con la palla lunga. Veneziano. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. Sì, l'ho visto Gran Premio, grande Palla in Ferrari. out, ci sarà rimessa laterale. Ciao Monty King, ciao Mattia Pavia. Bode, numeraccio del Bode. Cerca un compagno. Guayman doveva darla facile però. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Gai. Palla giocata alta sulla fascia. Amedeo. Pallone Si è visto meno per intercettato adesso tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Lungo passaggio in avanti. Opportunità di ripartire. Cerca il passaggio profondo. Poteva essere un contropiede interessante questo. Zincaro. Peccato. Bravo Zincaro, Zincaro giocano benissimo. Ecco, appena detto. Palla in avanti verso il compagno. Provano a partire in velocità. Bravo Dark. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica Gai. vanno sfruttate decisamente meglio. Ma perde anche Gai. Ciao Mario Sansone. Pop, me lo godo Mario Pop. Sono i nomi che io amo, Mario Pop. Bravo Amedeo. Amedeo però... Mamma, C'è l'opportunità per il contropiede. Fa sempre qualcosa. Amedeo. Cioccolatino di Amedeo. No, Palla fuori come di poco e inguardabile. finisce così il primo tempo. Sfuma il gol con l'errore dal dischetto. Si va Come dunque l'errore dal con una rete di dischetto? distanza tra le due formazioni. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Il Venezia è meritatamente davanti, ma avrebbe potuto segnare in almeno un paio di occasioni in più. Se continuano così anche nel secondo tempo, porteranno a casa una vittoria facile. Attenzione, tiki-taka. Il Venezia Amedeo. ha un po' di margine sugli avversari. Gran colpo di testa. Mamma mia il Ha Bode. fallito una clamorosa occasione. Salgono con molti più uomini. Alamo Specchio, vediamo se vuole sanno che è un ritornare in momento squadra. decisivo della partita. È dura perché Alamos ha fatto una cosa brutta andare via così. Quindi prima che Alamos deve veramente riconquistarsi un posto nel mio cuore. Gai. Fa una cosa impossibile, Gai. Cerca di superare la difesa con il colpo di classe. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Prova a verticalizzare. Bianchini ci mette il cuore, Bianchini però lascia smarcato Macheda. Gai. No, Gai, guarda la palla, Gai. Gai, guarda le palle, perché non ha più il pene, deve guardare le palle degli altri. Cerca spazio. No, Bianchini. Tiro. Bel tiro, ma sul portiere. Non volevo cambiarlo perché è anche Bel tiro, ammonito, ma però troppo aspettiamo un centrale. attimo. Il Venezia non ha avuto vita facile nell'ultimo turno, ma ha strappato comunque la vittoria. Palla in profondità sulla fascia. Pallone alto e lungo sulla fascia. E alla fine si salvano grazie a questo clamoroso errore degli avversari. I tifosi rumoreggiano, ma capita a qualunque giocatore di commettere errori banali. Peccato per lui perché questa era una potenziale occasione. Gai, Poteva essere Gai, un contropiede penetra Gai, interessante, penetra Gai! Il portiere si oppone. Che miracolo del portiere, ragazzi. Anzi, i portieri Vedo sono che la bellissimi difesa da non vedere, sale che più, miracolo. non punta sul fuorigioco. Che sfiga Vogliono Gai però. proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli Che con speriamo di non prudenza. pagarlo, Bianchini, Bianchini. Infilza il portiere. Il pareggio era nell'aria. Addio. Senza Zangrosso non Fantastico. esistiamo. Questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Mamma mia, bruttissimo errore della difesa. Vediamo. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Adesso è dura.
Si riparte di nuovo in parità. Bel botta Veneziano che mi sta deludendo. Ora vediamo se tantissimo. si gettano all'inseguimento della vittoria. Non sprecare un cambio così. E Agi qua per il Bode. Vai, lascio Eman capitano. Questo è veramente pesante. Se non diciamo neanche fuori casa, veramente sono di 100 punti, diventa difficile. Sansone, ottimo il fraseggio. Tega il duro ma efficace. La mette in avanti. Vai Bode, vai Veneziano, prima di uscire il gol. Prima di uscire il gol. Cosa? Tira! Se ne va. Mentre rincoglionito il Cume, mamma mia. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ancora fuori dall'area. Sansone. Fallo, nessun dubbio. Ciao Christian. I compagni vanno a verificare le sue condizioni. Oh cazzo, scusa. Ho sbagliato. Ma porca puttana. Ma Dio santo. Ecco perché non capivo. Mi tocca tenere Amedeo così, ma porca. Dopo la partita anche il mister sbaglia. Sidot. Il Duca. Dai, vediamo a vedere trequartista sto. Che criccoglionito. Gai. Il Duca ormai è titolare inamovibile perché Terence mi ha deluso tantissimo per adesso. E già era un po' che deludeva, però mi ricordo anche la scorsa stagione. Francone! Francone in forma, È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Che Ceres, come ti chiami, vieni tanto nelle live e hai molte possibilità. Se poi doni 1.000 euro ancora meglio. A Medeo di testa no, però dai. Completamente fuori misura. Sto scherzando, cioè tu stai nelle live e vedi che puoi partecipare, però sono un po' incazzato adesso. Non dovevamo ammazzare il campionato, qua lo sta ammazzando il pareggio. È stato un brivido per la squadra. Dai, si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Cosa fai? Cosa fai? Ottima incursione per vie centrali, ma è da solo. Stanno giocando bene. Dai, se l'autopass. È il tempo che sta per scadere. Ma i due piccolini vicini però mi fanno un po' tenerezza. Bravo Zincaro, madonna Zincaro che cuore. Cuore zincariano. Cerca un compagno. Bellissimo per Francone. Va bene. La palla è oltre il fondo, si va dalla bandierina. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Dai, Ayman, che manca Veneziano, c'è Francone. Prova di testa. Ancora per Amedeo. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. C'è attenzione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Vedete quando andiamo a fare. No, ma non farmi ridere. Grandissimo ancora Zincaro, leader tattico e tecnico. Francone, perché Francone è una classe. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. No, non fatemi. Il mister si fa distrarre. Decidono di giocarla all'indietro. Sempre stiamo pareggiando anche questo. Siamo andati secondi l'altro anno in B, mi ricordo. Quest'anno volevo vincerlo tranquillo. Sidot. Gai. Gol segnato adesso significherebbe una vittoria quasi sicura. Gai per Francone, ma forse questa è l'ultima occasione per andare in vantaggio. Bravo Duca. E l'arbitro aggiunge Amedeo da trequartista è scandaloso. Sansone di forza. Azione fallosa, nessun dubbio. Pareggio, brutto pareggio. Sull'errore della difesa imperdonabile. È stato Giangrosso, non esisteva.
Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Le due squadre dunque si dividono il Ragazzi, risultato. facciamo l'ultima Nessuno partita. ha trovato il lampo decisivo. Credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli allenatori. Luca, quali sono le tue impressioni su questa gara? Siamo la Cittadella ci supera, mamma. Abbiamo la Team Cup. Vabbè, ragazzi, il primo turno in Team Cup andiamo veloci, perché anche se non siamo in Serie A, almeno il primo turno sì. Che non ho proprio coglioni. Dai. Dovremmo vincere tranquilli. 1-0 solo. Ai ai ai. Almeno il primo turno, che non esiste che usciamo al primo turno. Facciamo anche questa così, se non va, veramente mi incazzo, perché almeno il primo turno di Coppa Italia, porca zoccola. Dai, vinciamo, e se nel secondo turno ce lo facciamo nel secondo turno, chiaramente. Vinciamo 3-0, ok. Prossima partita contro il Genoa, chiaramente dobbiamo giocarla. Ultima partita, Venezia-Beri. Ok, andiamo. Veneziano finalmente c'è Tognin, no. Ai ai ai, crisi per Tognin. Il Duca ancora per un Terence. Inaccettabile. Proviamola così. Zincaro, anche Zincaro fortissimo comunque. E vogliamo la vittoria, speriamo. Domani se c'è una live penso sarà su AO Tennis, voglio farne una e una. Per quel gioco là è strepitoso. Vai. In casa bisogna vincere. Noi siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Vai, ragazzi. Oggi si affrontano Venezia e Bari. Siamo prontissimi per iniziare veramente anche lui bene. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita. I tifosi pretendono la prima compagnia. vittoria in casa. Speriamo che le due squadre diano vita a un incontro emozionante. Io Colano. Salta e colpisce di testa. Mamma mia. È rimasto anche Mito, mi sono aiutato a mettere Charmi. No, poi no, ragazzi, no. Amedeo. Va giù, rischiano tantissimo con questo fallo. L'arbitro indica chiaramente il dischetto, ci sarà il tiro dagli 11 metri. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa, dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se 1-0, ci ha pensato lui! Nonostante la pressione, è stato perfetto e non ha sbagliato. Qui il portiere non ci è andato nemmeno vicino. Veramente un ottimo rigore. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Arriva nella tre quarti avversaria. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca lo spunto. Ottimo intervento. Ghiomber cerca di pescare il compagno là davanti. Si libera la grande. Cerca il passaggio profondo. Ci prova. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Fioi sveglia però. Ghiomber. Non va bene, non va bene. Venezia e Genoa fanno. Dovranno cercare di rientrare in casa, non possiamo farti figure. Fabio, non è auspicabile andare sotto dopo così poco tempo. Il vantaggio è che hai tanto tempo per recuperare. Ottima pressione la sua. Palla che recuperata. Gioca una palla lunga. Tocco preciso. Palla in avanti verso il compagno. C'è un'altra chance. Palla dentro, c'è il gol. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa. Che figura di merda. Un gol bellissimo da manuale.
tutti i proclami dell'inizio andati. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Solo perché abbiamo vinto scudetto, Europa League, pensavamo di aver già vinto. Sulla fascia. Mister in primis, squadra in secundis. E queste sono le figure. Best fail questo, erroraccio di Giangrosso. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Difesa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. 0-3 in 20 minuti. 3-0 dunque. La mette sulla sinistra. Continua ad avanzare verso l'area. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Ciao Dennis. Prova immediatamente in avanti. Sei pesantissima, Cerca l'uomo là davanti. Fuso del Bari che festeggia una Santerna, è bruttissimo al Penza. Bella, occhio alla conclusione. Il portiere la stava combinando grossa. Vai raga. Buona azione sulla destra, vediamo come evolve. Pintus. Sbaglia tutto, anche Pintus malissimo. La mette sulla sinistra e intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Maggi. Heyman per La Henry. mette sulla sinistra. Il Duca. Non ci fischiano niente. Qui può partire il contropiede. Pallone alto e lungo sulla fascia. La palla entra in area. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Gai per Agi. Veneziano. Cerca la profondità. Pintus per Amedeo. Palla larga in profondità. Se ne va. Agi. Cioccolatino di Agi. No. E conquista. Attenzione al tiro. No. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Sì, il portiere la caccia lontano. Veneziano inguardabile. Cassani. Veneziano non mi piace come ha preso questa Serie B. Pallone alto e lungo sulla fascia. Passaggio intercettato. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Ragazzi, sveglia. I lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Bisogna provare, mi dispiace Agi, ma... Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Torniamo alle origini. Il Venezia esce dal tunnel degli spogliatoi con una formazione diversa nella speranza di colmare lo svantaggio. No, ma porco due, dai. Sanzionato dall'arbitro. Sidoti. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. No, Sidoti. Hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Ecco il tiro. Infilza il portiere. E sono scatenati. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Tognin. E sono 3. Francone. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori.
Questo è un giocatore immarcabile, non riescono a fermarlo in nessun modo. E loro è un dominio assoluto. Prova il filtrante. Palla giocata alta sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Traversone in arrivo. Spazza via. Attenti al tiro. Il pallone è dentro. E adesso sta diventando un'umiliazione. Se continua così i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. Quarto gol. 5-0 in casa, vergognatevi, vergogniamoci tutti. Colpisce. Ottimo intervento del portiere. Ci stanno provando, un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinti. E va a colpire di testa. No, parole. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Vuole la profondità. Non c'è spirito della Serie B. Decide di sfruttare la fascia. Abbiamo fatto le prime partite da fenomeni e dopo basta, pensavamo di aver fatto già tutto. È evidente Sarà che dura anche la in questa promozione fase se giochiamo vogliono così, ridurre gli spazi ve lo dico. disponibili in attacco. Si vede che vogliono chiudere ogni spazio a chi è capace di Veneziano, creare Veneziano, un tocco del pachiderma, pallone. madonna. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Chiudiamo malissimo la live. E passa. Riceve il passaggio. Gioca con un pallone lungo. Ma cos'è sta roba, mamma? Un punto in casa in 3 partite. Un 5-0. Cerca un compagno. Bravo Emma, e bel c'è una palla passaggio. filtrante. Da lì può Francone. concludere. Va, va, Si è angolato troppo il tiro. Ha voluto terminare l'azione concludendo in porta, ma la cosa bella di questa giocata è stato il controllo del pallone sul primo tocco. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. La mette sulla sinistra. Ottimo intervento. Una delle peggiori sconfitte, la più pesante mi sembra sia una Coppa Italia con l'Udinese a 7-0, mi pare. O col Genoa, una delle due, Gai. Cerca la Gai. fondo, palla al piede. Gai, fa tutto Gai. C'è l'opportunità per il contropiede. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Brienza scatta verso il pallone. Mamma mia. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. Bell'intervento del portiere. Veneziano. Come? Non ci sono si invola. Che botta! Un tiro a cui non mancava certamente la potenza. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro che l'unico modo per riaprire la gara è provare a tirare in porta. Ciao Romano. Il Venezia sta ormai per concludere la partita con un pareggio. Che dice? Come con un pareggio? Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cerca di allungare il gioco. Veneziano sponda per Francone. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Gai per Nasdaq, anche Nasdaq al di sotto delle sue possibilità. Nasdaq. Vado. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Che disastro. Che amaro finale di una live ridotta alla merda. La mette in avanti. Non c'era spazio. Prova con la palla lunga. Non può sbagliare. Attenzione, tentativo verso la porta. Bella parata. No, Tetogni. C'è il colpo di testa. E stava per arrivare addirittura il 6º gol.
Non è andato lontano dalla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Zincaro. Gioca con un pallone lungo. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. E c'è il boato del pubblico, si chiude Finisce la qua. Triplice fischio dell'arbitro. Gara che si chiude con un Kozak risultato si porta a casa il negativo. pallone. Credo che l'allenatore non possa essere molto contento della prova della squadra. Che partita si è Lo giocata bacia. oggi, Luca? Bene. Oggi hanno subito una dura lezione. Speriamo almeno ne facciano tesoro in vista dei prossimi impegni. Non ci resta che salutare i telespettatori. Male, ragazzi. Sì, veramente disastro. Palermo ha anche perso il Palermo. Siamo sesti, a 4 punti dalla capolista. Si fa pesante il distacco accumulato dall'Ascoli. Va bene. Il mito sta migliorando, penso si peggiorava. Basta, chiudiamo qua perché sono abbastanza incazzato. Prossima, Carpi e Venezia. Raga, sotto il comandante veneziano, inizio da fenomeni. Fine da disastroso. Dobbiamo assolutamente svegliarci. Nestorowski ha già 8 gol, anche Coronado 7. Ritiro veramente punitivo. Prossima volta, Fioi, voglio solo vittoria. Non me ne fotte. Ugaz. Sì, grande Ale. Notte a tutti, ci sentiamo la prossima volta. Se domani registro una live sarà a tennis e poi così via. Una volta il zoccolo duro, una volta a tennis. Raga, alla prossima. E chiudiamo così. E Mangai ha sempre fottutamente ragione. Ciao raga.